Il comitato di quartiere di Cannatello di Agrigento interviene oggi lanciando l'ennesimo grido di allarme contro lo spreco sistematico di acqua potabile, il pericolo costante per la pubblica incolumità. Con lettera del 21 febbraio indirizzata ad AECA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, al sindaco di Agrigento, al dirigente dei settori quinto e sesto, al comandante della Polizia Municipale e alla Prefettura di Agrigento, scrive il Comitato di Quartiere Cannatello, tramite il coordinatore Giovanni Alba, ribadisce che malgrado le reiterate segnalazioni effettuate nell'anno 2025, il quartiere di Cannatello continua a versare in condizioni di estrema criticità. Il coordinatore del comitato lancia pertanto l'ennesimo grido di allarme contro lo spreco sistematico dell'acqua potabile, il pericolo costante per la pubblica incolumità. In occasione delle turnazioni idriche, diverse arterie principali si trasformano in laghi e fiumi, come quella di via Capopassero, viale dei Giardini, via Cavaleri Magazzeni, via Caterina d'Altavilla, via degli Imperatori. E la situazione più grave si registra all'imbocco di via dei Fiumi, dove una copiosa perdita attiva da tempo causa continui incidenti stradali. Pertanto il comitato di quartiere Cannatello definisce inaccettabile e vergognosa la dispersione di una risorsa così preziosa, specialmente a fronte delle bollette onerose recapitate ai residenti in questi giorni. I cittadini pagano un servizio costoso che viene vanificato da una rete colabrodo. È lecito pertanto chiedersi se le elevate tariffe non servono a coprire l'inefficienza di un sistema che disperde l'acqua per strada invece di portarle nelle case, ha dichiarato il responsabile Giovanni Alba. Il comitato di Cannatello pertanto rivendica ed esige un intervento immediato che comprenda le verifiche tecniche, le riparazioni urgenti delle perdite segnalate, il ripristino del manto stradale ormai compromesso dalle infiltrazioni e la messa in sicurezza dei tratti pericolosi con opportuna segnaletica stradale. In assenza di un riscontro concreto e tempestivo, conclude il comitato di quartiere, si dichiara pronto a tutelare i diritti dei residenti presso le sedi competenti e gli organi di vigilanza.